Il progetto di legge statale 21 serve ad affrontare una situazione che sta vedendo moltissime aziende del nostro territorio in grandissima sofferenza perché avevano a bilancio le azioni delle nostre banche popolari, quindi Popolare Vicentina e Veneto Banca. In questo momento la legislazione prevede solo 4 anni per poter in qualche maniera smaltire le minusvalenze presenti nei bilanci appunto aziendali. Questa nuova iniziativa serve ad allungare il termine almeno a 10 anni per rendere un termine adeguato, uno, al volume di questi importi che moltissime aziende, ripeto, hanno gravati sui loro bilanci, due, per fare una cosa che permetta ad aziende che in questo momento sono assolutamente sane, che hanno ordini, che stanno lavorando, di non andare in difficoltà e non dover chiudere appunto per dinamiche che nulla hanno a che fare con la loro attività aziendale. Quindi permettere di spalmare le perdite dovute alla perdita di valore delle azioni dei popolari in un periodo più lungo che permetta anche a queste aziende di continuare a lavorare con tranquillità e di dare posti di lavoro ai nostri concittadini. La proposta del Presidente Ciambetti viene incontro alla situazione difficilissima che si è creata con il sostanziale crollo delle due banche venete, ed è quella insomma di rispondere in tempi più lunghi alla possibilità di compensare queste perdite da parte soprattutto delle piccole e piccolissime imprese. In questo senso il nostro parere è un parere positivo, uno stimolo utile credo anche a livello parlamentare.